Dunque, io sono Paolo Paoletti, la 10ª generazione dell'Anificio Paoletti. Portiamo avanti ancora la produzione a folline, i tessuti di lana per la moda. Da diversi anni cerchiamo di rigenerare e trovare un nuovo significato per gli spazi della produzione che venivano utilizzati fino agli anni 70, quando la produzione era molto più grande, e che ora sono diventati dei magazzini o appunto degli spazi da rigenerare. Abbiamo cominciato con un festival culturale che si chiama La Via della Lana, che è giunto quest'anno alla sua quinta edizione, dove convivono all'interno appunto del festival eventi come rassegne, come incontri, conferenze, mostre d'arte, quindi il coinvolgimento di artisti, designer, storici, antropologi che raccontano la storia della manifattura laniera follina e il probabile futuro. Il coinvolgimento con le scuole è sempre stato molto, molto importante, hanno collaborato con noi classi ed insegnanti del liceo artistico di Vittorio Veneto, e con questo progetto con la regione vogliamo cercare anche di fare squadra con la scuola media di Follina, i ragazzi delle seconde, che hanno già presentato una prima bozza di proposta su come rigenerare alcuni spazi dell'anificio, e l'amministrazione di Follina, che ci appoggia sempre per tutte le nostre attività.